Moreno Gasparini nel doppio ruolo di sindaco di Loreo, visto che siamo nella sala consigliare di Loreo, e presidente del parco. Lei ha unito questa sera le eccellenze del Delta con un occhio di riguardo anche a tutte le istituzioni che potrebbero aiutare a decollare questo nostro territorio. Come potrà decollare il nostro territorio? Ma guardi, questa è una domanda facile se si vuole rispondere in maniera semplice, ma difficile se c'è un progetto dietro, che poi tanto difficile non è, perché oggi abbiamo cercato di mettere insieme le istituzioni della provincia di Rovigo, abbiamo invitato gli altri referenti dei parchi regionali per vedere cosa stiamo facendo noi. Cos'è che stiamo facendo noi? Stiamo cercando di promuovere a livelli diversi da quelli territoriali le eccellenze del Delta del Po, a partire dei prodotti del nostro mare, da sempre la cozza e la ostrica, e tutte quelle che sono le eccellenze prodotte nella nostra terra. Quindi noi abbiamo cercato oggi, con le figure istituzionali massime della provincia di Rovigo, abbiamo cercato di promuovere, proporre, far raccontare proprio alle aziende i loro prodotti, la loro storia, la loro famiglia e la loro filosofia, perché spesso bisogna anche ascoltare le aziende, non spesso, io direi sempre bisogna ascoltare le aziende per capire dove vogliono andare, che esigenze hanno. Noi istituzioni abbiamo l'obbligo morale di essere vicini a loro, di confortarli, di dare loro un supporto, quello che è l'amministrativo, burocratico, per quello che può essere la loro crescita e quindi la crescita di un territorio speciale e splendido come il Delta del Po. Ecco, tra gli attori presenti c'era Confagricoltura, Confindustria, Coldiretti, c'era anche il prefetto, Sua Eccellenza in rappresentanza del prefetto. Sì. Che ruolo può avere il parco, visto che lei, oltre che essere sindaco di Loreo, è anche presidente del parco? Ma io oggi ho fatto il sindaco di Loreo e il presidente del parco, come lei giustamente ha accennato prima. Io devo fare da sponsor, io devo fare da anello di congiunzione fra quello che sono le istituzioni sopra le nostre teste, perché c'era anche l'assessore Corazzari, e le istituzioni locali della provincia, e sentire, avere il polso di quelli che sono i nostri colleghi sindaci da una parte, ma i nostri produttori del territorio. Noi dobbiamo fare il collante da una parte e il promotore dall'altra, per far sì che queste aziende, non tanto la classica parola, prendano il volo, siano lanciate, ma che prendano consapevolezza e slancio per quello che può essere anche il proporre un prodotto di eccellenza, quali sono i prodotti che stasera abbiamo presentato in ambito del territorio del Parco del Delta del Po, per poterli far conoscere al di fuori. Questo è stato l'obiettivo di oggi. Vicepresidente Armenio qua a Loreo per questo incontro e queste eccellenze agroalimentari del nostro Delta. Lei ha parlato di Gaiba. Gaiba è una cosa straordinaria, uno dei paesini più piccoli in assoluto della provincia di Rovigo, però fa concorrenza a Wimbledon. 6 campi che forse in tutto il Mediterraneo non ci sono. E qua si parla di visione. La stessa visione la vede nel Delta? Ma allora, no, qui non è onestamente un problema di visione, è un problema di progettualità. Cioè Gaiba ha avuto questo intuito, ma 10 anni fa, quando questo manipoli di ragazzi è partita creandosi questi campi, continuando a investire, e per la carità anche con un po' di fortuna hanno investito su una cosa corretta, di gran futuro, perché oggi c'è il green, c'è soprattutto le donne, tutta una serie di cose. Io in questo momento non vedo, cioè non c'è nessun comune che ha un progetto uguale a quello di Gaiba. Sicuramente ci fosse un altro comune o unione di comuni, quelli che siano, con un progetto, saremmo anche noi subito pronti ad andarlo a sostenere, come tutte le cose che stiamo andando a sostenere. Il Delta ha innumerevoli possibilità, però secondo voi è possibile che in Italia un idrovolante non possa ammarrare sul Delta, o perlomeno gli servono 2 mesi di autorizzazione prima di poterlo fare, quando in Camargo lo fanno regolarmente? Cioè, questi sono i grandi temi secondo me che oggi noi dobbiamo affrontare. E secondo lei, fuori onda, è colpa di chi? Intanto siamo, comunque la colpa è dell'iperburocratizzazione oramai che abbiamo, che sta uccidendo le imprese, sta uccidendo l'economia, sta uccidendo il nostro paese. Dall'altra parte è che i fiumi solitamente portano vita
Questa è una terra tra due fiumi e invece di portare vita questi due fiumi sono stati due grandi muri che noi dobbiamo abbattere, ovvero il Polesine non riesce a contaminarsi con i propri vicini. I fiumi sono una barriera, noi dobbiamo eliminare questa barriera e non dobbiamo continuare a parlarci tra di noi, ma dobbiamo comunicare al mondo.